Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di Effetto Sera Talk Show sul social. Per la prima volta in questa stagione si parla il martedì del Cagliari, visto che si è giocato ieri sera. Potremmo dire finalmente, dopo 6 partite il Cagliari mette il piede nella Serie A 2024-2025 e spugna il difficile campo del Tardini per 3-2 e raggiunge quota 5 punti, agganciando fra le altre anche la squadra del tecnico Fabio Pecchia. Dicevo finalmente perché la piazza ovviamente era preoccupata dopo l'ultima debacle casalinga in campionato contro l'Empoli. C'è stata la vittoria in Coppa Italia con la Cremonese e di fatto è stato un buon viatico, complice anche il ritiro, però è stata una partita pazzesca, ve la raccontiamo. Ovviamente il vantaggio del Cagliari, lo saprete, pareggio poi del Parma, 2-1 subito dopo del Cagliari con il gol meraviglioso di Razvan Marin. Poi una ingenuità di Palomino davvero inspiegabile per un giocatore della sua forza, della sua esperienza, ma al tempo tecnico di far esultare i parmigiani, che poi è arrivato il 3-2 di Piccoli, che insomma di fatto sancisce la chiusura di questo match. Dicevamo, Cagliari finalmente, dopo tanto tempo, dall'inizio del campionato, io personalmente ho visto una squadra, quella targata di Davide Nicola, ovvero pressing, ovvero zone del campo occupate da più giocatori, passaggi filtranti, giocatori che si sacrificano, e anche il modulo fondamentalmente cambiato, soprattutto per più di un'ora il Cagliari è sceso in campo con una difesa a 4, non con una difesa a 3, con i due mediani riscoperti finalmente, il duo Adopò-Macumbu, quindi Marin e De Iola in panchina, con un trequartista della fattispecie Viola e due esterni che poi erano, diciamo, in appoggio alla punta piccola, vale a dire Luvumbo a sinistra e Zortea a destra. Tante differenze rispetto all'ultima partita di campionato. Cagliari molto compatto, Cagliari che riusciva a bloccare gli attacchi centrali, i giocatori del Parma, oltre ad essere tecnicamente molto validi, sono anche rapidi. E io non lo nascondo, il mio problema, la mia paura era che un giocatore come Mina, che strutturato fisicamente, potesse soffrire con i velocisti del Parma. Bene, devo chiedere scusa, umilmente scusa. Mina è stato sicuramente uno dei migliori in difesa, ma tutta la squadra ha retto in maniera egregia. Davide Nicola si è dimostrato soprattutto un uomo intelligente, è tornato sui suoi passi e ha messo in campo una squadra anche dando un premio di fatto a chi ha giocato bene in Coppa Italia. L'esperimento Oberth terzino sinistro ha funzionato, anche perché, considerando che Luvumbo non rientrava, serviva più un terzino di copertura che di spinta, quindi Augello è partito dalla panchina. Idem Zappa a destra, libero di scorrazzare, di creare la catena di destra con Zortea, la sovrapposizione. In più di un'occasione si sono trovati appunto nelle possibilità di crossare e di rendersi molto pericolosi. Lo stesso gol di Zortea significa che è cambiata anche la mentalità dei giocatori, capaci di occupare l'area di rigore anche in condizioni partendo dalla parte opposta, perché di fatto l'azione si svolgeva sulla sinistra nell'occasione del gol di Zortea e lo stesso giocatore, l'esterno ex Atalanta, ha segnato con un bel colpo di testa. Ci sono ancora dei passaggi a vuoto nel secondo tempo, nonostante il Cagliari nel primo tempo, l'abbiamo detto anche al 45esimo minuto, abbia meritato ampiamente il vantaggio, ci si poteva aspettare ovviamente un ritorno del Parma. Il Cagliari si è abbassato troppo, ha lasciato il pallino di gioco ai padroni di casa, ed è chiaro che a quel punto il rimpallo, la giocata capita, ed è capitato con Koulibaly, che ha saltato due uomini. E Koulibaly ce lo ricordiamo anche in occasione dei playoff, della semifinale playoff d'andata, soprattutto dove fece ammattire Zappa. Infatti proprio da una sua incursione è arrivato l'1-1. Il Cagliari ha attaccato, c'è stata l'occasione possibile del 2-1 del Parma, l'occasione
grande come una casa del Cagliari con Gaetano per arrivare al 2-1, e invece poi il 2-1 è arrivato con una splendida giocata di Adopò, che ha letteralmente fatto uno strappo in mezzo al campo, in mezzo al palleggio del Parma, ha ribaltato l'azione, ha dato una palla al romeno Mari, che davvero con un colpo sotto ha buttato la palla all'incrocio dei pali, battendo Suzuki. Un 2-1 che ha messo ulteriormente in ansia i giocatori del Parma, che hanno attaccato a testa bassa, lasciando ampi spazi in contropiede del quale il Cagliari non ha approfittato, non subito, ed è arrivato, ahimè, un calcio di rigore per una grossissima ingenuità di Palomino, che si attarda nel rinviare la palla e colpisce, furbo ovviamente anche in questo caso, l'attaccante del Parma, Charpentier, e di fatto l'arbitro decide, grazie al consulto del VAR, il calcio di rigore. Rigore che viene realizzato e che diciamo così, dà il là alla possibilità per il Parma di ribaltare la partita, però in questi casi la freschezza, la voglia in qualche modo di vincere è stata più forte quella del Cagliari. Infatti palla al centro, pronti via, bella ripartenza, Gaetano serve Rasoterra Piccoli che batte in diagonale Suzuki per il 3-2, che sarà il risultato finale. Cosa cambia da oggi in avanti? Cosa cambia? Beh, sicuramente cambia da un punto di vista psicologico. Se la vittoria con la Cremonese aveva fatto scattare quella piccola scintilla, perché è vero, parliamo di un risultato molto molto striminzito, 1-0, ma dal punto di vista di peso, peso mentale, peso sportivo, è tanto, perché permette al Cagliari di superare il turno e affrontare la Juve, permette al Cagliari di iniziare a parlare anche di vittorie, permette al tecnico Nicola anche di vedere anche giocatori che non sempre sono stati titolari, e oggi appunto abbiamo visto un Cagliari anche anagraficamente, se vogliamo, più giovane. Ben 7 giocatori su 11 erano dai 24 anni in giù. Questo vuol dire anche credere poi nei giocatori che si mettono in campo. Tolti i 4 senatori, in panchina c'erano anche giocatori comunque giovani, penso a Mutandua, penso a Prati, giocatori che in questi anni si sono resi assolutamente protagonisti. Certo è che il Cagliari visto a Parma rimane lontano parente di quello visto con l'Empoli, anche perché, lo dico, perché nel prossimo turno il Cagliari giocherà in casa della Juventus, quindi sarà importante capire che cosa ha imparato la squadra di Nicola dalla trasferta di Parma, su quello che deve fare e quello che non deve fare. Abbiamo notato da casa ovviamente un grande spirito di gruppo, il gol di Piccoli è stato salutato da un abbraccio collettivo tutti intorno al tecnico Nicola. Va da sé che una vittoria così importante e poi con questo tipo di sensazione di adrenalina sicuramente darà la possibilità al Cagliari di continuare su questa striscia. La squadra non ha bisogno di stimoli, sapendo che fra una settimana il Cagliari giocherà contro la Juve. Va da sé che bisogna dosarla, perché la Juve è sempre la Juve. Negli anni il Cagliari veramente ha fatto punti con la vecchia signora. L'ambizione, la speranza è che stavolta sia l'anno importante del Cagliari, anche perché, come dicevo in apertura, il Cagliari oggi rientra ufficialmente nel campionato di Serie A. Il Cagliari era fino a stamattina ultimo con appena 2 punti. Con questi 5 punti non si risolvono i problemi, ma agganci il trenino salvezza in tutti i suoi vagoni, anche se in corsa. È importante, ripeto, dal punto di vista morale, dal punto di vista anche dell'autostima, perché significa far parte della squadra, della categoria che merita che ci sia anche il Cagliari, e vedremo, perché ovviamente sotto sotto il sogno dei tifosi del Cagliari è quello di fare uno sgambetto, piccolo o grande che sia, alla vecchia signora. Vedremo cosa succederà. Intanto salutiamo ancora una volta con piacere questo grande risultato e che sia, ovviamente ce lo auguriamo, il primo di una lunga serie. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani, stessa ora, 19:30. Abbiamo un'intervista importante, ma ancora non vi spoilerò nulla. Restate in contatto e lo saprete. Grazie ancora a tutti, un bacione e buona serata. Ciao.